Domenica 16 ottobre in Piazza della Frutta a Padova, nell'ambito dell'iniziativa Intercentri CONI, ha avuto luogo una bellissima manifestazione sportiva con la partecipazione di numerosi centri casse provinciali di varie discipline. Ai diversi giochi motori proposti dagli organizzatori hanno risposto molti bambini, entusiasti di confrontarsi coi propri coetanei. La bella giornata autunnale ha fatto da cornice ideale alle performance dei giovani atleti. Oggi abbiamo portato lo sport in piazza della Frutta, con i giovanissimi, i giovani dei centri di avviamento allo sport, che sono la forza del nostro movimento, che sono la base da cui far crescere anche i grandi campioni del domani. Un appuntamento nella strada che ci porterà poi al primo weekend di giugno dell'anno prossimo in Prato della Valle per tutto sport in prato, quindi un collegamento ideale con tutta l'attività delle tante società sportive di Padova. Perché fare sport in piazza? Perché lo sport in piazza? Perché lo sport deve farsi conoscere, deve farsi valere anche al di fuori dei sacri luoghi come i palazzetti e i campi, per portarsi nel tessuto della città, per illustrare le valenze, lo spessore, la qualità del lavoro del sport di base, dei dirigenti, dei tanti dirigenti che danno tutto, sempre e comunque, a favore dei ragazzi, perché crescano bene e che siano quindi i buoni cittadini del domani. Si fa abbastanza per lo sport giovanile? Assolutamente sì, e noi della Federazione Ciclistica, con ovviamente il sostegno del CONI, abbiamo un movimento di 90.000 associati, il primo al mondo per quanto concerne il ciclismo, e per quanto concerne i giovani, con il nostro fiore all'occhiello Pinocchio in bicicletta, credo che abbiamo dato e continuiamo a dare una risposta significativa per il mondo giovanile. C'è ancora passione per lo sport? Beh no, ce n'è molta di più, perché le possibilità di fare sport sono moltissime e vediamo il CONI come propone attività, giornate come questa, ma a giugno avremo 1 o 2 giorni in Prato della Valle dove il CONI propone non solo la scherma, la nostra disciplina, che è una disciplina minore, ma propone tutte le attività in Prato, quindi onore al CONI, onore a Ponchio e onore allo sport. I bambini fanno sport perché vogliono diventare campioni? Senz'altro i campioni fanno avvicinare a questo meraviglioso sport che è la scherma. È chiaro però che nelle nostre società trovano un ambiente e soprattutto un modo di stare insieme, di coltivare prima di tutto l'amicizia, e poi chiaramente pian pianino i risultati senz'altro verranno con la costanza, con l'allenamento e la cosa più importante chiaramente è lo stare insieme ed allenarsi insieme. Per un atleta di alto livello, che effetto fa stare dall'altra parte della barricata e diventare insegnante? Per me è stata una conseguenza logica cominciare ad insegnare dopo che ho smesso l'attività agonistica in prima persona, però insegnare non è solo insegnare dal punto di vista tecnico, è stare vicino ai ragazzi e aiutarli nella loro crescita, nella loro maturazione, da quando arrivano in palestra quando hanno 7 anni circa, 8, e poi continuano a fare sport anche da grandi, e per cui li seguo e sono vicina anche il controllo nella loro maturazione come persone. Per un giovane di oggi, qual è la maggior difficoltà nel fare sport? Credo sia quella di sacrificare, cioè proprio il sacrificio di allenarsi, il sacrificio di andare a giocare, il sacrificio di lasciare la domenica invece di andare con gli amici, ma di stare con la propria squadra. Questo credo sia per me la difficoltà più grossa oggi. Cosa rappresenta lo sport in piazza per il comune? Questa manifestazione sportiva promossa dal CONI nella piazza centrale della città serve a manifestare anzitutto la centralità che vogliamo che lo sport abbia nella città di Padova. L'abbiamo voluto plasticizzare con questa presenza in questa domenica, e il secondo aspetto è far capire ai padovani e anche ai più giovani che momenti di aggregazione come quelli che offre lo sport sono numerosissimi. Non c'è solo l'aggregazione che spesso fa discutere delle nostre piazze, c'è tutto un mondo di giovani, di dirigenti sportivi che dà alle ragazze e ai ragazzi della nostra città tanti e tanti modi per stare insieme, fin da quando sono piccolini fino a quando crescono. Vi è piaciuta questa giornata? Sì, tanto!